Saluto più cordiale e amichevole a tutte voi e a tutti voi. Grazie all'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione per questa possibilità di condividere alcuni aspetti, alcuni passaggi della vita, della storia di un profeta, padre Ernesto Balducci, a cui nel settembre 1992 abbiamo dedicato il centro di accoglienza per migranti e di promozione culturale, appunto Ernesto Balducci. Lo faccio in modo umile perché si avverte in queste situazioni tutta la inadeguatezza, però certamente anche con convinzione e con passione, perché sento che Balducci è presente nella mia vita e anche nell'esperienza di questo luogo. Inizierei certamente dalle sue origini, perché è molto importante ricordarle, dato che poi dalle origini del villaggio di Santa Fiora lui si aprirà al pianeta. Dal villaggio al pianeta, un'espressione utilizzata. Balducci era nato il 6 agosto del 22, appunto nel villaggio di Santa Fiora, alle pendici del Monte Amiata, da una famiglia povera. Il papà era minatore e queste radici marcano profondamente la sua umanità e poi tutto il suo itinerario. C'è una sua comunicazione dell'anima profonda in un libro autobiografico che condivido anche con voi e che così dice: la stanza in cui dormivo da piccolo aveva una finestra che dava su un dirupo. La casa è ancora lì, appollaiata sulle mura medievali, oltre il quale si alzava una breve cornice di poggi, ai lati del dirupo una lunga sagoma di un antico convento di Clarisse. Di notte, a più riprese, la campanella chiamava le monache a mattinar lo sposo, un'espressione per dire alle preghiere notturne. Di tanto in tanto mi capitava di scendere dal letto al suono della campanella per osservare nel buio accendersi una dopo l'altra le minuscole finestre delle celle e poi spegnersi. Ora mi spiego il fascino di quello spettacolo notturno che mi godevo quasi furtivamente. Era come se mi affacciassi all'altro versante della vita, dove il tempo ha ritmi diversi del nostro, è un tempo inutile, è il tempo dell'essere, il tempo che gira su se stesso col passo di danza e non si cura del nostro, che è il tempo dell'esistere. Potrei dire che io da quella finestra non mi sono mai mosso. È una sintesi straordinaria per dire che padre Balducci, poi da ragazzo, poi cresciuto in tutto il suo itinerario umano, culturale, spirituale, ha sentito quelle origini come fondamentali e che il tempo dell'essere è il tempo della profondità, e il tempo dell'esistere è quello in cui noi organizziamo la vita, la società, organizziamo la storia, però sentiamo sempre quanto sia importante cogliere quello che c'è, che si mantiene nella profondità del nostro essere. E direi che come già chiudere un cerchio che non è mai chiuso, ma dentro il quale poi poniamo alcune considerazioni, se noi oggi ci rechiamo sulla tomba di padre Ernesto nel cimitero di Santa Fiora, troviamo una scritta che riporta una sua frase: gli uomini del futuro o saranno uomini di pace o non saranno. Nella duplice accezione: non ci saranno più perché si autodistruggeranno, non saranno degni di essere uomini e donne se non impegnati per la pace. Padre Ernesto vorrebbe tanto studiare, ma non può perché la famiglia è povera. Allora il padre lo manda per 6 mesi dal fabbro ferraio di Santa Fiora, che è un anarchico,
antifascista, perseguitato dal fascismo. Poi, per una situazione di quelle che nella vita possono accadere anche in modo imprevisto, padre Balducci ha la possibilità di entrare nel seminario dei padri Scolopi, un ordine religioso che si è impegnato soprattutto per l'educazione, per la scuola. E c'è questo episodio che non è un aneddoto, è parte profonda della sua vita. È andato a salutare l'anarchico Manfredi e gli ha detto della sua prossima entrata nel seminario degli Scolopi. Questo uomo gli ha messo le mani sulle spalle, l'ha guardato negli occhi e gli ha detto: attento Ernesto, non farti imbrogliare dai preti. Quando successe, come poi ricorderò, che nel 1963 padre Balducci fu condannato a 8 mesi con la condizionale del Tribunale di Firenze perché aveva difeso un giovane cattolico, Giuseppe Gozzini, che aveva obiettato in coscienza al servizio militare, padre Ernesto si trovò, come accade anche a noi, in quelle situazioni della vita del tutto particolari, speciali, si trovava nel cimitero di Santa Fiora. Non aveva mai più incontrato l'anarchico Manfredi e quel giorno lo ha trovato in cimitero. Aveva sentito quest'uomo parlare del processo di padre Ernesto a Firenze, gli si è avvicinato, gli ha messo come allora le mani sulle spalle, l'ha guardato negli occhi e gli ha detto: Ernesto, non ci siamo riusciti. Cioè non siamo riusciti a farti entrare una ideologia clericale, sacrale, tu sei rimasto fedele appunto a quell'essere che hai percepito e cominciato a elaborare qui nel nostro paese di Santa Fiora. E lui su questo ritorna più volte quando dice, ad esempio: le mie radici profonde sono rimaste in quell'isola sommersa in cui presi ad elaborare, attingendo alla terra dei padri, una trama simbolica del mio sogno prima di fare i primi passi nella storia. Anche quando ho messo piede nei palazzi, fosse il Quirinale o il Vaticano, o mi sono mosso seduto in cattedre e tribune prestigiose, mi sono sempre sentito altro, sempre guardato, mentre mi intrattenevo con la gente del potere o della cultura dominante, con un occhio segreto che mi teneva sotto controllo, impedendomi di civilizzarmi fino in fondo. E bene hanno fatto gli uomini del potere a non fidarsi di me, che sono sempre stato un cospiratore, ostinatamente fedele al sogno impossibile. Padre Ernesto, quando sta studiando in seminario, è un tempo in cui si dedica molto agli studi, durante la guerra vive un momento del tutto particolare. Tanti ne ha vissuti, ma questo è davvero particolare perché ha segnato la sua vita. Si è trovato a Santa Fiora, suo paese natale, quando 23 suoi compagni di scuola, alcuni di banco, sono stati fucilati dai nazisti che si ritiravano perché erano a difesa di una miniera che per loro era fonte di vita, alle volte anche di malattia. E dice così padre Ernesto: ripenso a quella classe perché molti dei miei compagni seduti là in quei banchi 10 anni dopo furono fucilati dai tedeschi. Minatori delle miniere di Zavorano, dove erano emigrati per trovare il modo di sopravvivere, avevano organizzato durante la ritirata dei tedeschi una difesa delle miniere. L'elenco di coloro che si erano impegnati in quella difesa fu consegnato ai tedeschi. Il 14 giugno del 1944, 83 minatori, fra cui 23 miei compagni, per lo più miei coetanei, furono condotti a Castelnuovo Val di Cecina e fucilati. Ricordo ancora quando tornarono le bare al paese agghiacciato
Quando le 23 bare vennero portate al nostro paese, un urlo si levò dalla folla. Io ero stretto fra la gente, non ero uno spettatore, ero un traditore. Me ne ero andato per una strada, quella di diventare prete, dove uno passa per rivoluzionario solo perché scrive un articolo coraggioso che potrebbe perfino impedirgli la carriera. Quando più alto si fa in me il fastidio morale per questo mondo, mi capita di tornare a quegli anni lontani, in quella piccola scuola invasa dalla tramontana, dove l'ideologia della prepotenza, cioè il fascismo, cercava di corromperci, ma non c'è riuscita. Ma mentre Eraldo, Mauro, Luigi e gli altri hanno pagato con la vita la fedeltà al vero, noi sopravvissuti, che andiamo facendo? Celebriamo la Resistenza, che fu un immenso, glorioso sogno di pace, e nel frattempo lasciamo che i nazisti dell'anno 2000 vadano disseminando su tutto il pianeta gli ordigni della morte. Questo sì che è un tradimento. Parole di una profondità e una provocazione straordinarie. Ora, quando ci rechiamo al cimitero di Santa Fiora, noi notiamo che la sepoltura, la tomba di Padre Ernesto, costruita con materiali del Monte Amiata, è proprio accanto, attaccata a queste tombe dei suoi compagni di scuola. È un fatto concreto, ma assume anche una grande dimensione simbolica. Quella distanza che lui avvertì quel giorno ha cercato di colmarla col suo impegno per tutta la vita, per la giustizia, per la pace, per un'umanità più umana, e ora la sepoltura accanto gli uni all'altro, o lui agli altri, è come una conferma di questo percorso che li ha riavvicinati profondamente. Ecco, poi padre Balducci studia all'Università di Firenze, si laurea nel 50 discutendo una tesi su Antonio Fogazzaro con Attilio Momigliano, e poi vive a Firenze in quel laboratorio del cattolicesimo fiorentino che ha elaborato anche con la presenza di persone significative. Fra tutti possiamo ricordare il sindaco Giorgio Lapira, di cui lui fu grande confidente, anche consigliere, si sostenevano reciprocamente. E poi nel 59 il Santo Uffizio, dato che lui aveva fondato una rivista nel 58, Testimonianze, per dire di una dimensione della fede vissuta senza integralismi, confessionalismi, proprio dentro la società, il Santo Uffizio, che intervenne su di lui e intervenne anche su padre Turoldo, lo mandò via da Firenze, però ebbe, come dire, una grazia detta in termini religiosi, perché finì a Frascati, un esilio speciale, dato che poi cominciò il concilio e lui poté avvicinare teologi importanti che partecipavano al concilio come periti, come consiglieri, e quindi fu una situazione che si risolse in modo positivo nei suoi confronti. Poi c'è un passaggio importante, quando nel novembre del 62, l'ho già in qualche modo accennato, un giovane cattolico, Giuseppe Gozzini, obiettò in coscienza, venne rinchiuso in carcere, nel gennaio del 63 viene resa nota la condanna. La stampa cattolica ha appoggiato questa condanna, anche un prete che era conosciuto a Firenze, e a padre Balducci fu chiesto di intervenire con una intervista al Giornale del Mattino di cui era collaboratore, e padre Ernesto si schierò affermando che secondo gli ultimi pronunciamenti della Chiesa in caso di guerra totale, atomica, batteriologica, chimica, il dovere del cristiano è quello della diserzione. Padre Ernesto fu accusato di incitamento alla disobbedienza civile, di alla diserzione militare, ai valori, di aver negato, no?
i valori della scetica militare cristiana, venne processato, assolto in prima istanza e poi condannato a 8 mesi con la condizionale. Poi padre Ernesto nel 65, per dare anche qualche indicazione cronologica, è tornato dall'esilio, ma a Firenze la diocesi non lo accettò, e lo accettò il vescovo di Fiesole, sopra Firenze, tra l'altro in un luogo molto bello che era stato una residenza dei Medici. E dopo la metà degli anni 70, padre Ernesto si occupò, pose grande attenzione alle grandi questioni della transizione dell'umanità, di una transizione epocale. E quello che lui chiama la svolta antropologica. Ha vissuto una svolta, antropologica, per cui via via è passato da una concezione del prete in cui era stato educato, sacrale, a una concezione del prete che vive il suo essere prete nell'annuncio della parola profetica del Vangelo e nell'impegno a testimoniarla, collocandosi, una sua espressione, sulla frontiera delle coscienze, cioè dove le persone sono in ricerca, e via via si è staccato da una visione ecclesiocentrica, spostando il suo baricentro, il baricentro della sua attenzione nella storia, dove si vivono i drammi, le speranze, le aspirazioni delle persone. E diceva anche che sempre più questa distinzione fra credenti e non credenti in lui era molto diluita, perché incontrava tante persone che si dichiaravano non credenti, ma che di fatto poi vivevano la sintonia con il messaggio del Vangelo. E padre Balducci su queste grandi questioni ha riflettuto molto, ha contribuito con riflessioni molto originali, di prospettiva. Se noi le rileggiamo oggi, veramente restiamo come increduli, perché paiono scritte in questi giorni. Una visione davvero straordinaria per profondità, per lungimiranza, per prospettiva. Quindi, ha scritto molto, ha molti libri, molti saggi, molti articoli sulla crisi della modernità, il terzo millennio, dico qualche titolo, La terra del tramonto, Montezuma scopre l'Europa. Diceva che la crisi del nostro mondo occidentale è data da 2 motivi. Uno, perché è indispensabile ormai liberarsi dalla presunzione di superiorità nei confronti degli altri mondi, e poi perché il modello di vita occidentale, di quello chiamato progresso, non è più accettabile, perché in questo modo non solo l'umanità è impedita a crescere, ma anzi viene penalizzata. Questo modello di sviluppo, usiamo questo termine, produce sottosviluppo, fame, guerra, morte. Ecco, ha elaborato tanti scritti e ha promosso a Firenze tanti convegni. Io ho partecipato alle volte nel Palazzo dei Congressi di Firenze, c'erano 2000 persone, 2500. Ricordo una mattina, proprio ce l'ho ancora in mente, quando si alzò a parlare Pietro Ingrao e fece un intervento straordinario, e tutti poi ci alziamo in piedi, ecco, per applaudirlo. E uno può dire: sì, ma padre Ernesto, rispetto alla fede, cosa ha detto? Come ha vissuto? Padre Ernesto si è collocato come, non paia adesso una sorta di paradosso, quasi una bestemmia, si è collocato in una dimensione post-religiosa, nel senso che diceva che le religioni, tutte, sono arrivate a un bivio. O assumono le grandi questioni della storia e escono dai propri particolarismi, quindi da un atteggiamento difensivo e anche dal considerarsi delle nicchie dove le persone vanno in modo individualistico solo per una consolazione privata, oppure scelgono di collocarsi insieme nel crogiolo della storia, dove si vivono le grandi questioni: giustizia, pace, impoverimento,
guerra, questione dell'ambiente, e lì si spendono anche nel dialogo, nella collaborazione reciproca e con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per far percepire che loro non sono nate per incutere timore, ma sono nate dall'amore, e questo amore lo testimoniano. E questo anche per il cristianesimo. E rispetto alla fede diceva che viveva anche lui, che il vero Dio, pure intuito, creduto, pregato, il vero Dio è nascosto, absconditus diceva in latino, cioè sempre da indagare, sempre da scoprire, perché altrimenti si rischia che Dio diventi l'oggetto delle nostre idee, delle nostre organizzazioni religiose, delle nostre liturgie, e Dio è sempre oltre. E certamente un riferimento straordinario a Gesù di Nazareth come l'uomo nuovo e al suo Vangelo, da attuare però nella concretezza della storia, mettendo fine a questa dissociazione fra il dire, il pregare e l'operare. Deve esserci un'unità fra quello che si dice, quello che si vive nella fede e quello che si opera nella vita attuando il messaggio del Vangelo. Padre Ernesto era così, come dire, preso, coinvolto dalla questione della pace a tutto campo, che nell'86 aveva fondato anche una Edizioni Cultura della Pace, pensiamo, Edizioni Cultura della Pace, con lavori straordinari che lui faceva, lavoro straordinario, ha scritto lui dei testi, sono testi molto molto belli, profondi, istruttivi, La Pira, Gandhi, Francesco d'Assisi. Poi ha scritto in quel tempo L'uomo planetario, pensiamo, lui è morto a causa di incidente stradale nel 25 aprile, poi una data speciale per il nostro paese, nel 1992, quindi tanti anni fa. Qualche anno prima ancora aveva scritto un libro intitolandolo L'uomo planetario. Questa era la sua visione, e aveva anche con alcuni collaboratori scritto un testo di scuola di filosofia, che poi non ha avuto una grande diffusione, ma era scritto con una prospettiva straordinaria, 3 volumi, in 9 anni di lavoro gli erano costati. Storia del pensiero umano, aveva intitolato così per uscire da ogni forma di eurocentrismo, storia del pensiero umano, scrutando nella storia del pensiero umano quelle che erano state le coincidenze, le diversità. E una delle ultime riflessioni che lui ci ha consegnato è stato proprio questo dell'incontro con l'altro. Diceva Padre Ernesto, rispetto ai primi migranti che arrivavano, che sono l'avamposto di un popolo immenso che arriverà fra di noi. E con l'altro ci sono 3 possibilità di vivere il rapporto. 2 negative, considerandolo inferiore, quindi negando la sua dignità umana, relegandolo all'inferiorità. L'altro pretendendo di omologarlo, cioè che rinunci per essere accettato alla sua diversità. C'è un'unica strada, diceva, degna dell'uomo, quella di riconoscere la pari dignità umana di ogni persona, qualsiasi sia la sua origine, la sua provenienza, il suo colore della pelle, la sua collocazione esistenziale, la sua cultura, la sua fede religiosa, e cogliere la diversità come una possibilità nella reciprocità di crescita comune, in un dare e ricevere reciproci e arricchenti. Questi sono alcuni passaggi di una vita davvero straordinaria. Lui morì nel pieno del suo vigore, aveva 70 anni ed era proprio nel pieno della sua forza interiore, della sua forza intellettuale e anche fisica. È morto a seguito di un incidente stradale nei pressi di Cesena. Ecco, così un ricordo certamente già lungo, ma cercando di restringere. Ecco, è un profeta, Padre Ernesto Balducci. C'è un dispiacere
che nella Chiesa si ricordi poco, e poco anche nella società. Sono uomini che dovrebbero essere ricordati perché ci stanno davanti, e anche per chi studia teologia dovrebbero essere testi di studio questi, ma non credo che anche nei seminari padre Balducci, come padre Turoldo, come Don Massolari, Don Milani si studino. Vige più l'aspetto di una Chiesa funzionale, organizzativa. Loro sono profeti e ci precedono nel futuro che siamo chiamati a costruire insieme. Grazie di questa condivisione con il vostro ascolto.